Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto ci sono tante notizie di cronaca oggi, alcune anche molto gravi. È il primo fine settimana dopo Ferragosto, l'esodo non si ferma perché sappiamo che sulle principali strade per le vacanze, per le zone di villeggiatura c'è molto traffico, ci segnalano traffico sulla statale Valsugana, ci segnalano traffico sull'altopiano dei 7 comuni. Sentiremo fra poco la nostra redazione veneziana per capire se c'è traffico anche sulle strade che portano al mare. La bella giornata, il ritorno delle temperature molto calde sta convincendo i più a spostarsi per qualche ora di divertimento e di fresco, quindi è sicuramente un fine settimana da incorniciare per molte categorie. Avremo in collegamento, come sempre ogni sabato, anche il nostro amico Nicolas Faronato nella pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che ci racconterà che cosa è successo in questi giorni con il maltempo, seguito poi da un passaggio molto fresco, seguito poi da un ritorno delle temperature che stiamo già vedendo in queste ore. Parleremo con le redazioni di Padova e di Vicenza per capire che aria tira da quelle parti. Allora, non avendo ancora informazioni dalla nostra redazione veneziana, che dovrebbe arrivare fra poco, noi con la regia di Renzo Rigon siamo già in grado di darvi le prime notizie di cronaca del giorno. Vediamo una notizia breve che arriva da Padova riguardante una babysitter con un vizietto. Dovrà presentarsi tutti i giorni per la firma alla polizia giudiziaria la 53enne incensurata, originaria di Padova ma residente a Verona, ritenuta responsabile di vari furti nel corso del suo servizio di babysitter. Una tata affidabile che era riuscita a conquistarsi la fiducia delle molte famiglie, tutte facoltose, dove seguiva i figli e, nelle ore libere, si dedicava a ripulire i cassetti di oggetti particolarmente preziosi come orologi Rolex, Cartier, anelli di preferenza con diamanti, un bullone di Bulgari. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Verona è partita dopo la denuncia di una serie di furti avvenuti in un quartiere residenziale di Borgo Trento, da dove erano spariti anche soldi contanti. Le indagini hanno permesso di risalire proprio alla donna. In casa sua gli agenti hanno trovato contanti e alcuni dei preziosi orologi sottratti. Non è questa l'unica notizia di cronaca del giorno, ci arriva una nota d'agenzia proprio ora, un'agenzia internazionale, perché è un bellunese feltrino di 49 anni, un alpinista che è morto ieri pomeriggio sul versante francese del Monte Bianco a 4.000 metri di quota. Era insieme ad altri 2 compagni di cordata italiani che sono rimasti illesi. Stavano scendendo dal cosiddetto dente del gigante sulla cresta Rochefort quando l'uomo è precipitato per oltre 200 metri, finendo in un canalone. A dare l'allarme è stata una guida alpina francese che ha assistito all'incidente. Da una prima ricostruzione della dinamica dei fatti da parte dei gendarmi del peloton, l'alta montagna, la montagna di Chamonix, i 3 alpinisti erano slegati in quel momento. I compagni di cordata del bellunese hanno raccontato ai soccorritori di aver preso la decisione di procedere senza corda in quel tratto perché il terreno era molto impervio con una roccia fragile, una decisione per evitare che uno cadendo trascinasse anche gli altri. Quindi poi sentiremo dalla nostra redazione di Belluno novità anche su questo argomento. Adesso noi passiamo dalla montagna, dall'alta montagna alla città più bella del mondo. Per noi c'è Ilaria Marchiori a Venezia che ci racconta che aria tira da quelle parti. Ci pare una gran bella giornata, vero Ilaria? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, una gran bella giornata, calda ma non troppo perché è anche ventilata e naturalmente Venezia, come potete vedere alle mie spalle, è sempre una cornice ideale anche per questi nostri collegamenti. Però questa è stata un'estate decisamente calda anche dal punto di vista delle presenze turistiche qui in città e molti ne sono anche felici di questo, vista la mazzata che si è presa la città prima con
con l'acqua alta del novembre 2019 e poi appunto con tutte le restrizioni, blocchi e divieti dati dalla pandemia. Invece quest'estate è un po' ripreso tutto ed è tornata diciamo la Venezia che ricordavamo, quindi non quella che abbiamo visto isolata durante il lockdown, ma proprio la Venezia con anche le calli affollate di turisti. Ed è stato proprio questo quanto accaduto in questi ultimi mesi, soprattutto in queste ultime settimane per essere più precisi, che ha fatto pensare all'amministrazione di tornare a parlare di ingressi contingentati, quelli che ormai sono stati denominati i famosi tornelli, quindi l'utilizzo dei tornelli che in realtà sono più propriamente come linguaggio i varchi elettronici, proprio per poter regolare gli ingressi e i flussi turistici in città. Dunque dalla prossima estate, questa è proprio notizia degli ultimi giorni, dovrebbero essere esattamente così, essere messi in campo queste iniziative. Si potrà venire a Venezia solamente attraverso una prenotazione. Per chi viene da fuori Veneto sarà anche richiesto un contributo, cifre che ovviamente sono ancora tutte da stabilire. Per chi invece viene dal Veneto, quindi per i veneti e ovviamente per i residenti, i pendolari, servirà solamente la prenotazione, dunque senza pagare nulla, ma solamente prenotando. In poche parole, per venire a Venezia sarà necessario prenotare d'ora in poi. Un primo esperimento con l'utilizzo dei varchi verrà fatto con tutta probabilità nella zona del Tronchetto, anche per capire bene come fare, come organizzarsi, come strutturare. In realtà non è una novità, perché se ne sta parlando già da un po' di tempo, però poi con la pandemia si è bloccato tutto e ora si torna a parlarne. Invece per quanto riguarda l'opposizione in Consiglio Comunale, è arrivato proprio dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Monica Sambo, una dichiarazione che non lascia spazio a fraintendimenti, dicendo che in realtà l'amministrazione comunale dopo 6 anni non è ancora stata in grado di gestire questi flussi turistici. Il Comune ha ricevuto innumerevoli risorse statali per la gestione e la programmazione, basta solo ricordare, ha detto Sambo, i 10 milioni del patto per Venezia. Purtroppo la giunta Brugnaro, ha concluso poi Sambo, ha deciso di destinare questi fondi ad altre funzioni assolutamente non condivisibili, come ad esempio i soldi spesi per il salone nautico. Ovviamente queste sono le dichiarazioni fatte dall'opposizione. Insomma, comunque quello che è certo è che d'ora in poi, a partire comunque di sicuro dalla prossima estate, quindi 2022, a Venezia si entrerà tramite prenotazione, poi ci saranno delle app, si potrà utilizzare il QR code, insomma lo vedremo in corso d'opera durante quest'anno. Un'altra cosa importante: oggi alle 18, sempre qui a Venezia in campo San Geremia, ci sarà, come ormai accade ultimamente di sabato, la manifestazione dei no Green Pass, e dunque anche oggi a Venezia sarà una giornata decisamente calda e intensa. Per quanto riguarda invece il caos che sta succedendo in Afghanistan e quindi anche l'accoglienza che dovrebbe arrivare e essere messa in campo nella nostra regione, questa settimana, dal momento che è la Prefettura di Venezia a coordinare tutte le altre prefetture, la prossima settimana, scusatemi, ci sarà un incontro indetto proprio dal prefetto Vittorio Zappalorto con i prefetti delle prefetture delle altre province, proprio per decidere il da farsi, per decidere i numeri e anche la disposizione delle varie province all'accoglienza. Dunque è in corso d'opera quanto dovrà succedere, e questa settimana la prossima settimana avremo sicuramente delle informazioni più precise in tal senso. Se non ci sono altre domande, Ferdinando, io restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo la nostra collega Ilaria Marchiori, la lasciamo ai suoi impegni, beata lei in un posto così bello come Venezia. Naturalmente oggi farà un po' di caldo sia dal punto di vista meteo, come ci ha detto la nostra giornalista, ma anche dal punto di vista di qualche tensione che potrebbe esserci, quindi buon lavoro, buona giornata. E noi torniamo in studio, perché adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare, visto che ne abbiamo parlato finora, di meteo, per capire che tempo ha fatto, perché ha fatto quel che ha fatto nei giorni scorsi e che cosa ci aspetta per il fine settimana. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, oltre alle notizie di cronaca, abbiamo anche delle notizie di meteo, perché abbiamo passato un Ferragosto un po' particolare dal punto di vista delle temperature, una settimana che poi si è rivelata in alcuni giorni anche piacevolmente fresca. Adesso stiamo tornando a vedere crescere la colonnina di mercurio. Di tutto questo ci parla però il nostro amico Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, puntualissimo come tutti i sabati per raccontarci che tempo ha fatto fin qui e cosa ci aspetta per il fine settimana. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti gli amici di Rete Veneta che ci stanno guardando. Sì, hai detto bene, diciamo che rispetto alla settimana scorsa per fortuna non abbiamo avuto niente a che fare, nel senso che comunque, a parte quella parentesi di lunedì sera, la settimana è trascorsa con tempo tranquillo, con temperature finalmente in linea in media con quelle che dovrebbero essere le temperature del periodo in Veneto. E questa è l'estate che ci piace, insomma, ecco, con belle giornate di sole, temperature sempre intorno ai 28-30 gradi di giorno e minime fresche, insomma, dove aprendo le finestre di notte si riesce a respirare e anche a dormire tranquillamente senza l'uso dei climatizzatori. Però se facciamo un piccolo passo indietro, già da ieri rispetto ai giorni precedenti si è sentito che le temperature sono state in aumento, infatti le massime hanno ben superato i 30 gradi, in alcuni casi siamo arrivati anche a 31-32 gradi e già la notte precedente rispetto ai 15-16 gradi di inizio settimana siamo arrivati a 18-19 gradi, quindi le temperature sono aumentate di un paio di gradi ieri, lo faranno oggi e già lo si percepisce, e lo faranno anche domani con comunque valori massimi che potrebbero toccare in alcuni casi anche i 33, 34, forse anche 35 gradi in pianura interna. Tuttavia comunque sarà una toccata e fuga di questo anticiclone africano che ci sta proteggendo appunto in questi giorni, perché già da lunedì correnti più fresche nord atlantiche che poi si sposteranno da nord-est verso appunto il nord Italia porteranno a clima decisamente più fresco, probabilmente anche un po' più fresco rispetto a quello di inizio settimana appena passata, e anche una piccola parentesi instabile, specie all'inizio della settimana appunto. Allora Nicolas, noi stavamo guardando mentre tu ci parlavi i valori estremi, i meteo estremi dell'ARPA, quindi quelli ufficiali di ieri appunto. Tre Baseleghe ha fatto 32 gradi e mezzo, la minima diciamo della pianura è stata un 13 gradi e mezzo circa di Galzignano e 1 millimetro di pioggia, che beato chi l'ha vista ieri la pioggia, perché deve essere stata una precipitazione un po' particolare. Invece, sempre con la regia di Renzo Rigono, vediamo i dati in diretta proprio del 21 agosto, quindi oggi alle 11, meno di un'ora fa. Vediamo che appunto, come annunciavi anche tu, stiamo già salendo, alcune zone hanno già superato i 30 gradi come il Veronese, alcune zone del Rodigino, qualcosa in provincia di Venezia, però vediamo che nella Pedemontana si viaggia fra i 28 e i 29, qualcuno è ancora a 27 gradi. Domani la domanda che ci fanno tutti: domani possiamo andarcene tranquilli a fare una gita o dobbiamo portare un ombrello, un cutaway, qualcosa di comodo per la pioggia? Ma guarda, diciamo che in linea di massima domani ci sarà abbastanza un via libera, nel senso che il tempo continuerà ad essere stabile, soprattutto sulle zone pianeggianti e sulle zone costiere, mentre ovviamente in montagna, siccome appunto tra la nottata di domenica e la giornata di lunedì arrivano correnti più fresche nord-atlantiche, potremo già avere i primi veloci temporali domani, specie nelle ore centrali e poi serali, specie appunto sui monti, soprattutto nell'area dolomitica. Tra l'altro, insomma, qui sulle nostre prealpi mi sento di dire che la situazione sarà abbastanza stabile e asciutta anche nel pomeriggio di domani, mentre appunto tra l'Alto Adige, l'Alto Veneto, il Cadore, quelle zone lì appunto potremo avere il rischio di qualche fenomeno isolato, però saranno comunque cose abbastanza veloci, insomma, ecco, senza alcuna preoccupazione.
Nicolas, vediamo anche dai dati dell'ARPAV che è stato un agosto a ombre e luci per quanto riguarda le precipitazioni. A naso, facendo una sommatoria molto rapida, arriviamo a un 160 mm di pioggia in alcune zone dell'altopiano, magari un po' meno sulla pedemontana. E possiamo parlare di mese siccitoso, oppure il fatto che siano comunque concentrati in pochi eventi, ad esempio in 3 piovaschi importanti radunano da soli 100-200 mm di pioggia, è una situazione anomala? Sì, esatto, dici bene, questo è proprio frutto del cambiamento climatico, perché appunto si vedono periodi, in questo caso non sono lunghi periodi, si parla di 10-12 giorni al massimo, però appunto poi intervallati da eventi che durano magari pochissimi minuti o comunque pochissime ore, dove appunto magari cade la pioggia di tutti e questi 15 giorni. Quindi questo è proprio il problema principale, perché magari veniamo da un 10-15 giorni di assoluta calma, tanto caldo, spesso anche un caldo afoso, e poi quando arriva il temporale sgancia tutta questa pioggia. Purtroppo, tra l'altro, con il primo strato di terra ben secco, quando cade tanta pioggia tutta in un colpo, questo primo strato di terra tende praticamente ad essere impermeabile, quindi non fa filtrare l'acqua come dovrebbe, e quindi riceve poco. Ecco perché spesso si sente dire che ha fatto un temporale ma siamo sotto acqua. È vero, per carità, però in quella mezz'ora, in quel piccolo frangente di tempo, in quel piccolo lasso di tempo ci cade anche la pioggia di 15 giorni, quindi capite bene che effettivamente magari la rete idraulica secondaria può momentaneamente andare in affanno, appunto perché la terra non permette sì che tutte queste precipitazioni vengano raccolte come dovrebbero essere raccolti. Infatti spesso fanno questi super temporali che durano un'ora, sganciano giù tantissima acqua accompagnati da vento, spesso purtroppo anche della grandine, ma dopo 2 giorni si vedono già magari i prati ingialliti. Certo. Questo perché? Perché appunto l'acqua non penetra ma tende proprio a scorrere via, perché ne scende talmente tanta in un lasso di tempo ristretto che appunto scorre via, e i campi comunque, o gli orti o quel che si vuole, non assorbono come dovrebbero assorbire le precipitazioni, appunto. I risultati poi sono sotto gli occhi di tutti, con colate di fango, con la rete idrografica, magari quella minore, quella di bonifica, che va a volte in difficoltà con i fiumi. Abbiamo visto una piena importante dell'Adige solo pochi giorni fa, e nonostante il fatto che appunto da queste parti in Veneto non avesse fatto precipitazioni di un certo livello, quindi è tutto un sistema, forse un po' più di cultura meteorologica per l'uomo della strada, per tutti quanti, per i cittadini, potrebbe aiutare, se non a risolvere i problemi, perché sono problemi difficilmente risolvibili, però almeno a capire che cosa sta succedendo. Noi cerchiamo di dare una mano con queste chiacchierate settimanali, che potrebbero anche raddoppiare o diventare un po' più spesse magari dopo le vacanze, con il nostro Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Nicolas, prima di lasciarti andare, e spero di poterti augurare anche buone vacanze, magari ci rivediamo a settembre. Che settembre potrebbe essere? Possiamo parlare, so che di solito i bollettini meteo si spingono alle poche ore o ai pochi giorni, però insomma capire se abbiamo di fronte un settembre che potrebbe essere interessante sotto il profilo del bel tempo, potrebbe convincere qualcuno a organizzarsi delle vacanze un po' più avanti, oppure se andremo avanti su questa solfa di caldo e ritorni poi di temperature alte. Ma guarda, come anticipavo prima, diciamo che un po' tutta la prossima settimana sembra appunto essere compromessa da queste correnti nord-orientali, anche un po' fuori stagione, se così vogliamo dire, perché insomma ci arriva proprio aria inizialmente dal nord Atlantico, ma poi proprio con affluenza proprio dell'aria russa, insomma quella che in teoria in inverno dovrebbe portare appunto la neve. Quindi la settimana che verrà sarà spesso con temperature anche sotto la media, non proprio tanto instabile, ma avremo più che altro nuvole sparse, venticello fresco, quindi umidità bassa, temperature che comunque si manterranno gradevoli anche di giorno, e potrebbero anche essere fresche di notte in caso di schiarite. Settembre, lo sappiamo, insomma è un mese che solitamente ci regala
belle giornate, ecco. Spesso si parla appunto del colpo di coda estivo, ecco, per il mese di settembre. A me personalmente, lo sai bene anche tu Ferdinando, l'estate non piace, ma non tanto perché ci sono le belle giornate, ma perché il caldo proprio fisicamente mi distrugge. Però appunto settembre secondo me è un bel mese perché comunque le giornate si accorciano e il giorno dura meno rispetto a quello che può essere luglio o giugno, quindi di conseguenza anche in caso di belle giornate calde non si andrà mai a quei valori estremi, insomma, ecco, a parte ovviamente qualche eccezione, che quella c'è sempre, speriamo che non sia questa qua del 2021, ma insomma solitamente si arriva sempre a quei 28, 30, anche 32 gradi, però è un caldo molto più secco. Poi se facciamo anche il conto che comunque alle 6:30, 7 di sera il sole è tramontato, capisci bene che insomma c'è tutto il tempo poi in nottata perché la terra si raffreddi e quindi poi il giorno seguente non sarà mai quel caldo asfissiante che abbiamo assistito fino alla settimana scorsa, 10 giorni fa, insomma, ecco. Allora Nicolas, noi ti ringraziamo per tutte queste informazioni, ti auguriamo buone vacanze, ci rivedremo a settembre per continuare a parlare di meteo, di quel che succede, ma anche di queste dinamiche sempre importanti da seguire. Intanto buon fine settimana, grazie. Buon weekend a te e tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato e guardato. Ciao a tutti. Noi torniamo in studio, chiudiamo la parentesi meteo. Prima della pubblicità abbiamo tempo di cominciare a parlare dell'emergenza coronavirus perché sono arrivati i dati ufficiali di questa mattina. Li vediamo assieme per la prima volta con la regia di Renzo Rigon e vediamo allora. Il numero è un po' alto rispetto a quello dei giorni scorsi, siamo a 744 nuovi casi che portano i casi attualmente positivi in Veneto a quota 12.694. Non torniamo sopra i 13.000, però insomma si galleggia, c'è una linea di galleggiamento che dà un po' da pensare. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 449.043 le persone risultate positive in Veneto, c'è da dire che però sono 424.683 scusate, quelle che si sono negativizzate. 11.666 purtroppo le persone che hanno perso la vita dall'inizio del coronavirus a causa dell'epidemia. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante e interessante perché ci fa capire la situazione della sanità. Vediamo che sono ricoverati in area non critica 226 persone, di cui 192 ancora positive, 34 che si sono negativizzate. Sale ulteriormente il numero delle terapie intensive, sono 49. Siamo veramente a un passo dalle 50 terapie intensive occupate, 45 positivi, 4 i negativizzati in terapia intensiva. Vediamo la differenza rispetto a ieri, sono 2 ricoveri in area non critica, ovviamente questi sono bilanci, quindi è bilancio positivo di 2 unità in area non critica, un bilancio positivo purtroppo di 2 unità anche in terapia intensiva e c'è da segnalare un decesso. Questa era la tabella dei contagi, la tabella invece dei vaccini la vediamo dopo la pubblicità perché è arrivata anche quella, possiamo capire, fare la classica comparazione a tenaglia per vedere da una parte come va l'emergenza coronavirus, dall'altra quanto corre la campagna vaccinale del Veneto, quindi state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per raccontarvi, informarvi di quel che succede in Veneto. Abbiamo parlato di meteo, abbiamo sentito che cosa succede a Venezia, con una Venezia che sta tornando ai ritmi e ai livelli turistici decisamente pre-Covid. Adesso andiamo a Padova dove c'è la nostra Chiara Gaiani che con Cristian Roque Allende stanno raccogliendo per noi tutte le informazioni, tutte le notizie di questo fine settimana, di questo inizio di fine settimana padovana. Buongiorno Chiara, come va da quelle parti? Buongiorno Ferdinando, ti confermo, probabilmente l'avrà detto l'esperto del meteo, che sta tornando il grande caldo e vedremo insomma come andrà in questa domenica, in questo sabato, in questa domenica che ci aspettano. Adesso insomma l'AFA si sta iniziando a sentire. Ecco, sono 2 le grosse tematiche per la città di Padova in questo sabato d'agosto. La prima, l'appuntamento che ci sarà alle 18 in Piazza Duomo, dove torna credo il quarto sabato
sabato, insomma, la protesta dei no Green Pass, l'appuntamento ormai Piazza Duomo è diventata la piazza d'elezione per quanto riguarda questo appuntamento del sabato pomeriggio, e andremo a vedere insomma quante persone ci saranno per chiedere la libertà di vaccinarsi o meno contro quella che gli organizzatori del Veneto No Green Pass definisce una dittatura sanitaria. L'altro grande tema invece è quello dell'accoglienza dei rifugiati in arrivo dall'Afghanistan. Il tavolo che si è riunito per la seconda volta in 2 giorni in prefettura nel pomeriggio di venerdì ha stabilito come saranno accolte le prime 13 persone. Sono 3 famiglie, 13 persone, ci sono anche dei bambini attesi a Padova e in provincia per il 30 di agosto. Questa dovrebbe essere la data. Ci sono già le disponibilità dei primi 2 comuni, una è la città capoluogo Padova, l'altro il comune di Piazzola sul Brenta, dove sono state individuati degli appartamenti che ospiteranno queste famiglie. Però c'è grande preoccupazione da parte delle autorità legate a questo. Chiara, noi abbiamo già il servizio sull'incontro in prefettura. Se per te non è un problema, se non avete impegni nell'immediato, lo guarderei assieme ai nostri telespettatori, poi torniamo perché abbiamo altre informazioni da chiederti. Vediamo quindi il servizio sull'incontro in prefettura riguardante i profughi dall'Afghanistan. Padova fa quadrato, pronta ad accogliere i rifugiati in fuga dall'Afghanistan. Il tavolo, convocato in prefettura con la presenza dei gestori delle reti di accoglienza, dei comuni e della Caritas, ha già individuato le prime soluzioni per le 13 persone. Si tratta di 3 famiglie in arrivo a fine mese. I rifugiati vivranno a Padova e Piazzola sul Brenta, dove sono stati individuati i primi 3 alloggi, ma già si guarda avanti. Vengono famiglie, per cui bisogna dare disponibilità di appartamenti. I CAS si fa fatica a utilizzare perché sono persone singole, per cui stanno organizzandosi, sono usciti parecchi appartamenti da parte di tutti quanti i comuni. Oggi i numeri sono facilmente gestibili, stanno arrivando i collaboratori delle forze armate, i collaboratori dell'ambasciata, i collaboratori delle istituzioni italiane lì a Kabul. Non sappiamo come evolverà, ci preoccupa un po' i minori, se arriveranno dei minori, quindi lì dovremo fare delle valutazioni a sé. Da Kabul non si riesce a partire, ma la rotta balcanica potrebbe rappresentare la salvezza per uomini e donne disperate che pensano prima di tutto ai loro figli e figlie. In campo anche gli industriali che si impegnano a trovare un lavoro a queste persone, una gara di solidarietà che coinvolge tutti. Proprio poco fa mi è arrivato un messaggino via WhatsApp di un parroco con la disponibilità di una famiglia ad accoglierne un'altra. Allora, questa era la situazione, una situazione fluida, complicata, però sappiamo che tutte le province, tutte le prefetture del Veneto se ne stanno occupando, e chi non se ne sta ancora occupando, magari come comuni, hanno già detto noi siamo pronti. Insomma, c'è un Veneto che è pronto ad accogliere, pronto a fare la propria parte in questa situazione internazionale davvero molto complessa. Chiara, allora, noi abbiamo già visto con i nostri telespettatori la notizia della babysitter con il vizietto del furto. Ci sono altre notizie di cronaca da Padova in questa mattinata? Ecco, dai, per fortuna da un punto di vista di quella che noi in gergo giornalistico chiamiamo cronaca nera, per ora non ci sono notizie, ma ovviamente noi continueremo a monitorare la situazione. Sicuramente non ci sono stati dei gravi incidenti, fine settimana, soprattutto insomma estivi, sono teatro spesso di questi drammi che coinvolgono tanti giovani. Per ora non ci sono notizie in questo senso. Devo dire che Padova si è risvegliata abbastanza movimentata oggi, c'era un po' di traffico in tangenziale venendo al lavoro, quindi probabilmente le persone stanno approfittando insomma di questi ultimi 10 giorni di agosto per muoversi per le ultime gite. Una Padova che ha accolto in queste settimane davvero una importante presenza turistica. Decisamente il sigillo dell'UNESCO che ha dichiarato Padova Urbs Picta ha richiamato molte persone in città, sia dalle
dall'Italia che dall'estero. Abbiamo visto che tanto Venezia ma anche l'altopiano, insomma tutte le zone turistiche, le Dolomiti sono prese d'assalto in queste ore, c'è ancora turismo, si muove il turismo, si sta muovendo anche il turismo internazionale, cioè anche a livello nazionale, quindi le buone notizie cominciano ad arrivare. Chiara, però c'è una cosa che fa rima con fine settimana per quanto riguarda i veneti ed è il rito ormai irrinunciabile, visto che per tanti mesi abbiamo e si è dovuto farne a meno, visto che è una cosa che piace un po' a tutti, il rito delle sagre, delle fiere paesane, delle manifestazioni organizzate dalle piccole pro loco per rendere un po' più vivaci e piacevoli le serate estive e a volte anche per tirare su insomma qualche soldino da poter utilizzare per i progetti sempre a livello locale. So che avete sentito come redazione una sagra per il fine settimana per la Bassa Padovana. Sì, è la sagra di Sant'Elena, tra l'altro insomma devo dire che il sindaco è stato davvero molto collaborativo, ci ha raccontato che cosa stanno facendo e che cosa faranno in questi giorni. È partita ieri sera, diciamo che grande coraggio da parte soprattutto dei sindaci che comunque rispondono della salute pubblica delle persone e anche di tutti i volontari che si muovono attorno a questi eventi come le sagre che mancano sicuramente a tante realtà. Insomma, ne sentono la mancanza i piccoli, ne sentono la mancanza anche i grandi. Ecco, però a Sant'Elena hanno avuto coraggio e quindi fino al 25 di agosto c'è questa sagra. Noi abbiamo anche tra l'altro realizzato un servizio, non so se volete insomma farlo vedere con i colleghi. Il servizio, intanto ci salutiamo, grazie per questo collegamento. Se ci sono altre notizie da Padova non esitate a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori, quindi grazie a Chiara Gaiani e a Cristian Oracheiende. Mi permetti solo una cosa velocissima, perché siamo riusciti a contattare, grazie insomma alla tua conoscenza del territorio estenso, un maresciallo dell'esercito che adesso è luogotenente, che è stato 10 anni fa in Afghanistan. Abbiamo raccolto un'interessante intervista che poi vi faremo vedere nei telegiornali di stasera. Se permetti ne approfitto per dare l'appuntamento, perché alle 19 all'Art Caffè di Este di lunedì racconterà insomma la sua esperienza di 10 mesi in Afghanistan 10 anni fa, con una lettura molto interessante del territorio, anche raccontando come la presenza italiana in quel martoriato paese è stata forse una presenza diversa rispetto a quella di altri contingenti. Interessantissimo racconto, contributo in questo momento in cui si sente molto parlare dell'Afghanistan, a volte se ne sente parlare anche a Vanvera. Noi andiamo sempre alla ricerca di persone che hanno visto, compreso, che possono raccontarci quello che hanno visto per i nostri servizi. Quindi bene Chiara, approfitteremo se riusciamo a darlo durante il TG di pranzo, se no lo vedremo nelle nostre emittenti questa sera, e quindi buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi. Allora noi andiamo a vedere il servizio su questa festa, questa sagra della Bassa Padovana, naturalmente non perché una sagra faccia notizia, ma perché fa notizia il modo in cui i sindaci, che ricordiamo sono responsabili alla fine della sanità, della salute pubblica nei loro comuni, hanno scelto in collaborazione con le Pro Loco, con le associazioni locali, di portare avanti questa tradizione tra Green Pass e altre difficoltà. Vediamo come hanno scelto di fare a Sant'Elena. Il Luna Park, per il divertimento di piccoli e grandi, ma anche per far rifiatare imprese molto spesso familiari che queste giostre non le fanno girare da mesi. Stand gastronomici con prodotti tipici e rigorosamente differenziati, musica dal vivo, mostre, visite al Museo Contadino, dove si torna in un passato recente che apre il cassetto dei ricordi ai vecchi e la mente ai giovani. Sono partiti venerdì i 5 giorni della tradizionale sagra di Sant'Elena, organizzata in questo difficile agosto 2021. Nonostante il Covid abbiamo voluto fare la sagra proprio nel rispetto delle norme che ci sono, e abbiamo voluto anche inserire le giostre proprio perché nel rispetto della normativa anche i più piccoli possono avere qualcosa anche per loro. Un grazie di cuore a tutti, per tutti quelli che hanno collaborato. All'interno le persone dai 12 anni in su devono essere munite di Green Pass. Sono previsti per questo controlli a campione da parte degli agenti della polizia locale, una norma per la sicurezza di tutti con cui per 5 giorni farà i conti la volontà di stare insieme e fare festa.
Naturalmente potete segnalarci manifestazioni, iniziative non tanto per la loro stessa esistenza, ma proprio per il modo in cui si è scelto di organizzarli in questo periodo così complesso dal punto di vista della normativa. I numeri sono quelli che vedete in sovrimpressione, la mail è sempre bassano@reteveneta.it. Noi siamo qui per raccontare anche questo risvolto della vita quotidiana di questa estate così strana. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato con la nostra redazione padovana, abbiamo sentito le ultime notizie da Padova, dove dovrebbe svolgersi oggi un'altra, l'ennesima manifestazione No Green Pass. Come sempre ve la racconteremo nelle prossime edizioni della nostra informazione. Continuiamo a vedere invece quelli che sono i dati che ci arrivano dalla Sanità del Veneto, perché parliamo adesso di vaccini. Allora, questo è l'ultimo aggiornamento di questa notte, quindi sono i dati più freschi che ci sono. Sono state somministrate nella giornata di ieri 19.418 dosi per un totale di 6.051.000 dall'inizio della campagna vaccinale, che ricordiamo è partita dopo Natale. Sono 10.000 le prime dosi per un totale di oltre 3.100.000 quelle inoculate. Sono 8.734 i cicli completati nella giornata di ieri per un totale di quasi 3 milioni, siamo 2.898.889. C'è da dire però che il 68,1% della popolazione totale veneta è coperto con almeno una dose e il 58,7% della popolazione veneta è coperto completamente con entrambe le dosi. Vediamo anche qui i dati che riguardano le fasce di età, non ci sono movimenti sostanziali rispetto ai giorni scorsi, si muove qualcosa per quanto riguarda la prima dose per i più giovani, poi per il resto è tutto sostanzialmente invariato. Per vedere dati importanti bisogna andare sopra i 60 anni per la prima dose e sopra i 70 per la seconda dose, per la copertura totale. Però disabili, vulnerabili sono coperti con almeno una dose, anche per quanto riguarda il ciclo completo in modo abbastanza importante, e questa settimana difficilmente si arriverà alle 200.000 inoculazioni. Vediamo che il grafico scende in modo drastico, molto deciso da Ferragosto. Speriamo di poter rivedere dei dati diversi dalla fine di questa settimana, con il ritorno dalle ferie, con la riapertura delle aziende, con il ritorno in classe degli studenti. Questo naturalmente avverrà fra qualche settimana ormai. Usciamo anche da questa grafica con la regia di Alessandro Costacurta e proseguiamo con la nostra informazione. Allora, andiamo a vedere un riassunto, il cosiddetto riassunto delle puntate precedenti, ovvero parliamo di terapie intensive, superato il picco di giugno. Zaia dice sta arrivando un piano per la scuola, ne avevamo appena parlato, e vediamo il riassunto dell'ultima conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore Lanzarin e il presidente Luca Zaia. È innegabile che noi siamo preoccupati rispetto all'apertura delle scuole, perché saranno assembramenti naturali, saranno trasporti, saranno ragazzi che resteranno in classe per ore e dobbiamo fare in modo che la scuola non torni in DAD. Lo sguardo è rivolto lì al 13 settembre, quasi alle porte. Il D-Day lo chiama Zaia, ecco perché la Regione sta ultimando il progetto per rendere l'inizio delle lezioni sicuro. In settimana vi presenteremo un piano per la scuola, che posso dire, a me ha fatto piacere che il commissario Figliuolo mi abbia chiamato per avere le carte dal Veneto per il nostro progetto della scuola Sentinella. Tamponi salivari molecolari con esito in 24 ore per le scuole Sentinella, che saranno individuate soprattutto nella fascia delle elementari, dove la vaccinazione non è prevista. Nel frattempo, la ricognizione dei vaccinati del personale scolastico, che si compone di 107.469 tra docenti e ATA, è questa. Oggi risultano vaccinati 92.380, pari all'85,96%.
con una presenza di 189 irriducibili che hanno già informato di non volersi vaccinare. Percentuale comunque buona su fronte scuola, a differenza di quanto accade nel personale sanitario. 16.290 ancora non vaccinati in Veneto, di questi 4.189 sono personale alle dipendenze della regione. Insomma, nel privato più Novax che nel pubblico. 207 invece le sospensioni fin qui messe in atto in totale. Quadro da tenere conto in un momento in cui i ricoveri in terapia intensiva salgono, raddoppiati in una settimana, analisi che preoccupa la regione. Alla vostra sinistra la curva parte, la curva rossa parte, ed è il picco del 1° di giugno. Le terapie intensive il 1° di giugno, poi vedete sono calate le terapie intensive, la vedete qui, 1° giugno vanno giù e poi tornano su. Oggi qual è la notizia? Che siamo sopra il 1° giugno. 48 persone in terapia intensiva per Covid, 401 se si contano le altre patologie. La situazione è in costante monitoraggio. Di contro, il dato positivo è che con il carico di nuovi positivi al giorno, in media 500, l'ospedalizzazione resta comunque bassa. Perché accade questo? Ma è semplice motivo. Perché lo vediamo da 2 dati. In terapia intensiva oggi in Veneto abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose. In particolare sull'80,6%, 80,6%, il 2% sono persone che hanno solo una dose. Vaccino arma cruciale, tutte le fasce d'età procedono a sprombattuto, anche i 12-19enni, mentre i 20enni hanno superato in percentuali i 40enni. Obiettivo confermato avere l'80% dei veneti immunizzati a ottobre, mentre l'ultima stoccata di Zaia è riservata alle cure domiciliari che accusa il sistema di ostacolarle. Niente di più falso, spiega il governatore, mostrando la comparazione storica di 2 dati. 22.711 curati in ospedale, 448.000 positivi. Cosa vuol dire? Che 448.000 meno 22.000 fa 426.000 più o meno, anzi circa 425.000 curati a casa. Rimaniamo in tema Covid e vediamo questa testimonianza da parte di una personalità di spicco del mondo politico bellunese che dice: sono sopravvissuto al coronavirus, vaccinatevi. Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. È la testimonianza toccante che Bortolo Mainardi, architetto e noto esponente del mondo politico bellunese, ha inviato all'Ulse Dolomiti, che l'ha diffusa. È il racconto dell'evoluzione del contagio da Covid-19. Dopo la terapia intensiva, 3 mesi ulteriori di ricovero attaccato a un respiratore. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a 3 miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori, uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia, ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo. Vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo. Vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza mi ha salvato la vita e ha salvato la vita di tanti, afferma Mainardi, che in questo periodo di campagna vaccinale rivolge il suo personale appello ai bellunesi tutti. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli e i loro nipoti tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro nel caso di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti. Un'altra testimonianza dal taglio, possiamo dire, molto diverso, è quello della pallavolista di Conegliano Francesca Marcon. Vediamo.
Per Francesca Marcon, pallavolista coneglianese di 38 anni in forza al Bergamo Volley, non ci sono dubbi. A causare la pericardite che la sta costringendo a uno stop forzato dall'allenamento è stato il vaccino anti-Covid. Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post-vaccino. Chi paga il prezzo di tutto questo? Tuona la pallavolista sui social in un post che è subito diventato virale. Non sono Novax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma, racconta Francesca, 25 anni di carriera sulle spalle e un presente nella massima serie del volley nazionale. Anche per questo le sue parole hanno fatto rumore e irrompono all'inizio della stagione agonistica. Questa è la versione raccontata dall'atleta trevigiana, ma al momento non è dato conoscere l'esatta diagnosi. Il tema più in generale è quello di un'eventuale correlazione tra vaccino e infiammazioni cardiache. Su questo si è concentrato nell'ultimo punto stampa dell'ULS 2 il numero 1 dei pediatri trevigiani. La patologia infatti interessa maggiormente i giovani. La stessa miocardite abbiamo visto che fra miocarditi e pericarditi, in uno studio di cui l'ospedale Bullo Garofalo di Trieste tiene il registro, ci sono stati 98 casi di miocarditi e pericarditi, cioè equivale con il numero di bambini che hanno avuto la positività al Covid circa un tasso di 150 per milione contro l'1 o 2 casi di miocardite per milione di vaccinazioni, ma di cui ancora in età pediatrica non è mai stata dimostrata la correlazione. Insomma, la pericardite sarebbe il più delle volte dovuta a un'infezione virale come il Covid e non al suo antidoto, intanto però è infiammarsi il dibattito. Allora, queste erano le notizie per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, che naturalmente prosegue, non si interrompe. Però non c'è solo quella in Veneto. Ad esempio ci giunge notizia di un incidente, non so se abbiamo già qualche immagine, un incidente siamo a Chioggia, siamo nei pressi di Chioggia. I vigili del fuoco sono intervenuti via Lungo Agili, appunto a Chioggia, per un'auto finita capovolta in un canale di irrigazione che prende il nome dal fiume omonimo. Gravemente ferito l'autista. I primi soccorsi sono stati prestati da un passante che, dopo essere entrato in acqua, è riuscito ad estrarre la persona che era al volante, in sostanza salvandogli la vita. I vigili del fuoco hanno subito ispezionato l'area circostante per escludere la presenza di altre persone. Il ferito è un 41enne che è stato rianimato sul posto dal sanitario del SUEM e è stato trasferito in gravissime condizioni in ospedale. Cerchiamo di capire nel corso della nostra informazione se ci sono novità su questa vicenda. Dopo aver parlato della cronaca parliamo della scuola, perché sono molte le preoccupazioni da parte dei genitori per l'imminente riapertura dell'anno scolastico. Sulla scuola ci sono ancora tanti dubbi su come riprenderà, se sarà un anno ancora con didattica a distanza o meno. È preoccupato? Un pochino sì, effettivamente. Quanto difficile è, se no, per un genitore conciliare lavoro e appunto magari anche gestire la didattica a distanza? Tantissimo. Infatti non ho la più pallida idea di come possa essere impostata la nostra vita se lui dovesse stare a casa. Che è un casino per i genitori, dobbiamo lavorare, se no come possiamo far crescere questi bambini? Dobbiamo dare da mangiare, dobbiamo comprare qualcosa, pagare mutuo e altre spese che ci sono ogni mese. Preoccupata che insomma questo possa essere un altro anno difficile per la scuola, magari con la didattica a distanza? Sono un po' preoccupata, però speriamo bene, forse va tutto bene, dai. Lui è stato fortunato che ha fatto l'anno passato tutto in presenza, che chiaramente per ragazzi anche così piccoli è totalmente diverso, quindi speriamo che si riparta in presenza, perché è veramente complicata la didattica a distanza, perché necessita anche di un nostro supporto, soprattutto a quest'età. Passiamo alla cronaca, in questo caso della zona pedemontana, perché c'è stata una rapina in una casa di Bassano del Grappa. La padrona di casa, impaurita perché temeva che il rapinatore potesse far del male ai suoi bambini, è intervenuta e l'ha fatto scappare.
Sbattuta contro un muro per 100 euro. È accaduto mercoledì pomeriggio a una donna di Bassano che vive in zona K7, dove è stata messa a segno una rapina. La donna era in garage mentre i suoi bambini stavano giocando in giardino, quando si è accorta che un uomo stava frugando nella sua borsetta all'interno dell'abitazione. È corsa dentro, ma lo sconosciuto l'ha spinta con violenza contro un muro. La malcapitata ha reagito strappandogli la maglietta e rifilandogli qualche schiaffo che l'ha convinto a fuggire. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato bassanese che ora portano avanti le indagini sulla vicenda. E invece in altopiano un blitz degli agenti del commissariato di polizia di Bassano ha permesso di scoprire una situazione igienico-sanitaria in un locale davvero inaccettabile. Guardate. Una motosega utilizzata per tagliare la carne, cibo conservato a terra vicino ai prodotti per la pulizia, frutta con i vermi e alimenti ammuffiti. Questo e molto altro ancora hanno trovato gli agenti del commissariato di Bassano in un locale dell'altopiano di 7 comuni sottoposto a un controllo nell'ambito di una serie di verifiche fra bar e ristoranti della zona. Al blitz hanno partecipato anche lo Spisal e i NAS, data la situazione e le carenze dal punto di vista igienico e sanitario. Il locale è stato immediatamente chiuso e sottoposto a sequestro e tutto il materiale raccolto è stato consegnato alla Procura della Repubblica. Chiudiamo con una notizia vicentina, ovvero scatta il Luna Park di Campomarzo per la festa dei 8 fra tradizione e Green Pass. Campomarzo, ore 16, ufficialmente prende avvio l'attività del Luna Park, ospitato per la festa patronale di Vicenza all'interno del tradizionale grande parco cittadino. In città sono giunte per il momento solo alcune attrazioni, ma è solo l'inizio. Quest'anno, dopo il lockdown, l'organizzazione di sagre e fiere ha messo in crisi la maggior parte delle amministrazioni comunali, che hanno preferito cancellare gli eventi o ridurli pesantemente. Vicenza invece accetta la sfida di coniugare l'evento con le norme anti-Covid, in primis il controllo del Green Pass. C'è ancora un margine di incertezza sull'obbligo o meno di esibirlo e controllarlo per attività che si svolgono sostanzialmente all'aperto. Per oggi intanto si comincia così, senza nessun obbligo. Non sappiamo bene in che modo affrontarlo, comunque no, come abbiamo affrontato tante altre cose, penso che questo non sia un problema. Ecco, voi avevate già provato qualche esperienza in qualche altra piazza, la prima uscita col Green Pass? No, questa è la seconda col Green Pass, comunque la gente, il pubblico risponde, diciamo che non soffre di questo all'aperto almeno. I ragazzi fino ai 12 anni non hanno bisogno del Green Pass, quindi loro sono la fascia d'età, diciamo, fino ai 12 anni che frequenta di più il Luna Park. E per quello non abbiamo avuto un gran calo. L'unica cosa è un po' la fascia dai 20 ai 40 anni. L'opportunità che Vicenza offre agli imprenditori degli spettacoli viaggianti è finalmente una profonda boccata di ossigeno per una categoria particolarmente martoriata dagli effetti della pandemia. Anche noi dello spettacolo viaggiante siamo andati a lavorare in fabbrica per mantenere un po' tutte le nostre famiglie e tutte le attrazioni che sono rimaste ferme a casa. Credo che la gente abbia voglia di divertirsi dopo un anno, come dice lei giustamente, di pandemia. Abbiamo un'area che è bellissima e non penso che sia il Green Pass che fermerà lo spettacolo per i bambini e tutti i cittadini della città. Molte sagre, molti eventi sono stati cancellati. Ma infatti ho sentito, infatti anche quello a Grisignano l'hanno tolto, ci sono tante che non l'hanno più fatto, infatti, invece qui è sempre rimasto, dai. Meglio. Bene. Sì, perché sennò ormai non c'è più niente, anche per i bambini e tutto, è bello che ci sia qualcosa ancora, qualche festa che fanno, insomma. Con questo auspicio chiudiamo il nostro telegiornale, ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.